Federico Canè. Salve, buonasera a tutti. Mi pare che il benvenuto a Salvini l'abbiamo già dato, soprattutto agli ultras qua, un po' sul tavolo di sinistra, ma io vorrei dare un bel benvenuto anche al mio gruppo consigliare. E lo dico perché lo ringrazio. Qui abbiamo Fico Lazzarini, oltre a Stivacchi, che lo conoscete già in casa, assessore del Posamai, per il grande lavoro che stanno facendo, che mi stanno aiutando a fare il ragionamento, non solo me, ma il Presidente e tutta la Giunta. Un lavoro che si sta portando avanti, che si è cominciato già all'inizio della legislatura su un tema secondo me fondamentale. All'inizio della legislatura la prima cosa che abbiamo fatto è stato mettere mano alla macchina amministrativa della Regione e soprattutto a tagliare quei grandi sprechi che purtroppo esistevano, ma soprattutto a mettere mano sui costi anche della cosiddetta casta politica. In Regione Veneto queste cose le abbiamo fatte. Abbiamo rifatto lo statuto e il regolamento nuovo, abbiamo diminuito i consiglieri da 60 a 50, unica regione in Italia che ha fatto questa procedura, tagliato il numero dei consiglieri, abbiamo evitato che si possa fare più di 2 mandati per quanto riguarda il Presidente e la Giunta, abbiamo tolto i vitalizi che purtroppo erano a disposizione dei consiglieri dal 2015 e quindi abbiamo fatto una serie di iniziative, stiamo facendo una serie di iniziative per quanto riguarda per esempio il taglio di tutte quelle società inutili in regione che vadano verso quello che ci chiede il cittadino, cioè di fare dei reali risparmi della spesa pubblica a cominciare dal nostro Veneto. Soltanto che vedete, io un po' mi arrabbio quando succedono queste cose qua, perché noi da bravi veneti la prima cosa che abbiamo fatto è stato mettere mano a questi sprechi, però purtroppo da altre parti, da altre regioni, soprattutto al sud, queste cose continuano a essere fatte e soprattutto vedete noi stiamo facendo un grande lavoro per quanto riguarda la sanità veneta, stiamo mettendo a posto alcune situazioni che abbiamo ereditato dalle scorse legislature dall'era Galan, che purtroppo in determinate situazioni di alcune ULSS hanno portato la nostra regione ad avere dei debiti che ora stiamo ripianando con l'amministrazione Zaia. Bene, dovete sapere che siamo dati per mettere a posto queste cose in prestito dallo Stato di 1,4 miliardi di euro per mettere a posto alcuni buchi del passato nella sanità. La cosa che mi fa arrabbiare è che noi abbiamo presso la tesoreria unica dello Stato 1 miliardo e 300 milioni di euro nostri, vostri, dei veneti, che ci vengono pagati allo 0,5% e lo Stato ci ha prestato i nostri soldi al 3,5%. Vi rendete conto qual è l'assurdità? Questa è la situazione di uno Stato che non sta rispettando per niente le regioni e gli enti locali virtuosi locali e continua a calpestarli. Allora vedete, in una situazione di questo tipo io vi chiedo se alcune situazioni che vediamo sul territorio e che stiamo anche affrontando in Regione Veneto, e penso alla volontà di molti veneti di raccogliere le firme per fare un referendum sull'indipendenza del Veneto, se forse non sia anche corretta di fronte a uno Stato di questo tipo. Allora vedete, noi ci stiamo battendo in Regione Veneto per permettere al popolo veneto di esprimersi una volta per tutte anche su questo referendum. Allora, è un'iniziativa che a dire la verità non è partita da noi. Non è partita da noi, però ci hanno chiesto di appoggiarla. Nessuno aveva consiglieri regionali in Regione Veneto che appoggiavano questa iniziativa. Il nostro gruppo consigliare, l'intero gruppo consigliare, ha permesso con le sue firme di convocare ben 2 consigli straordinari perché volevamo decidere su questo tema. Purtroppo PDL e PD su questa questione si sono messi assieme e hanno per 2 volte evitato che si arrivasse al voto. Ma la cosa peggiore, sapete qual è? Che non si sono nemmeno presi la responsabilità di votare o a favore o contro.
per carità, guardate, io rispetto tutte le idee, sono democratico per natura. Uno può essere favorevole o contrario a un referendum per l'indipendenza, ma però deve votarlo in Consiglio. Non fa la cosa peggiore che si possa fare, che è decidere di non decidere. Cosa hanno fatto? Hanno votato per rimandare il referendum in commissione, cioè non vogliono nemmeno prendersi la responsabilità di dire se sono a favore o contro a questo referendum. E questa è una cosa scandalosa che dobbiamo denunciare a tutta l'opinione pubblica, perché io voglio sapere una volta per tutte cosa vuole fare il nostro popolo, se è veramente per l'indipendenza o meno, e credo sia un diritto che noi dobbiamo dare ai nostri cittadini. E attenzione, perché qualcuno dice ma questa teoria incostituzionale va in contrasto con quanto sta facendo la Lega a livello nazionale, va in contrasto con l'idea di Maroni sulla macro regione. Niente affatto, non va assolutamente in contrasto, perché penso che un'iniziativa di questo tipo, se veramente prende piede in Regione Veneto, possa poi anche seguire iniziative di questo tipo anche in altre regioni, perché signori, se non l'abbiamo capito, questo è uno Stato che ormai è fallimento. Questa è la verità delle cose, questa è la verità delle cose. E noi per carità ci siamo battuti per tanti anni in determinate maniere, in tutte le maniere possibili, per portare a casa un po' di autonomia, per portare a casa il federalismo, ma abbiamo visto cosa è successo a livello nazionale e quindi credo sia doveroso provare anche a seguire questa via. E quando qualcuno dice che questa è una via incostituzionale, non è vero, perché noi dobbiamo batterci su un altro livello. Qui abbiamo degli europarlamentari, abbiamo Fontana, il livello su cui noi dobbiamo batterci è il livello europeo. Noi dobbiamo appellarci al diritto internazionale, non a questa Costituzione che non ci lascerà mai avere un po' di autonomia. E attenzione, perché anche dal punto di vista giuridico è una balla anche questa, perché vedete, il principio dell'autodeterminazione, qualcuno dice, ma il PDL in particolare, ma non potete farlo perché è anticostituzionale, non è previsto dalla Costituzione italiana. Benissimo, nessun principio di autodeterminazione è previsto nelle Costituzioni nazionali, non lo troverete in nessun paese, non lo trovate in Spagna, in Germania, in Francia, da nessuna parte, perché è un principio che si appella al diritto internazionale, è un principio di libertà che fa parte del diritto naturale dell'uomo, che è la libertà, democrazia e libertà. E se guardiamo bene, e se andiamo proprio a guardare anche a spulciare la nostra Costituzione, per chi magari si interessa un po' per gli aspetti giuridici, all'articolo 10 della Costituzione si dice che la Costituzione italiana si conforma al diritto internazionale. Sapete cosa vuol dire si conforma? E sapete quando si dice che l'ordinamento giuridico si conforma al diritto internazionale? Cosa significa? L'ordinamento giuridico è importantissimo questo aspetto qua, non è lo Stato o il governo, è l'ordinamento giuridico, cioè i tre poteri, quello legislativo, quello esecutivo e soprattutto quello giudiziario. Questi tre insieme sono l'ordinamento giuridico. E quando si dice che l'ordinamento giuridico si confà al diritto internazionale, significa paradossalmente che anche la nostra Costituzione riconosce quel diritto, e il diritto internazionale è il diritto che riconosce l'autodeterminazione del popolo veneto, previsto dallo Statuto della Regione Veneto. Allora noi su queste battaglie, che è la battaglia del DNA della Lega, dobbiamo tornare su queste battaglie qua. La Lega deve tornare a una Lega di territorio che si batte per il proprio territorio e che porta avanti iniziative di questo tipo, anche di questo tipo, se necessario. Deve essere una Lega a modello che serve, secondo me, modello Lesbupé, su Tirolo e Spartai, modello territoriale che va a Roma per contrattare quote di autonomia e se necessaria anche l'indipendenza, rimanendo fuori dal governo. Salvini, se tu sarai segretario federale, e te le auguro, spero che da questo punto di vista facciamo battaglie che è inutile che andiamo al governo
e rischiamo di essere amalgamati nel potere centrale romano. Meglio che rimaniamo fuori e condizioniamo dall'esterno e valutiamo volta per volta le iniziative per portare a casa delle iniziative per il nostro territorio. Vado a chiudere perché sono stato troppo lungo. Ho presentato in questi giorni una mozione assieme ai colleghi del nostro gruppo, una mozione che è stata portata avanti in Emilia-Romagna, mozione sulla separazione delle banche d'affari dalle banche commerciali, la reintroduzione della Glass-Steagall. Noi vogliamo che si arrivi finalmente alla separazione delle banche che fanno finanza da quelle che fanno banche commerciali che aiutano le nostre imprese. Questa è una legge che esisteva messa dopo la crisi del 29, la famosa crisi che ha mandato al disastro la situazione internazionale finanziaria, ed è stata cancellata negli anni 90 dall'amministrazione Bill Clinton, ratificata da noi a livello italiano. Bene, noi dobbiamo fare battaglie di questo tipo, tornare a far sì che le banche aiutino le nostre imprese se vogliamo ripartire con la nostra economia, non che le banche facciano finanza con i soldi dei correntisti e non aiutino il territorio a investire sul territorio. Separazione da chi fa speculazione finanziaria da chi invece aiuta il territorio a crescere. Queste sono battaglie di cui la Lega deve intestarsi la paternità. Chiudo veramente dicendo, passando ai nostri temi, ai temi della Lega. Io ho visto a livello federale, Salvini, che ci sono tanti candidati. Bene, io auspico una cosa per il bene del movimento. Io auspico che a livello federale si vada a una candidatura unica, perché in questo momento abbiamo bisogno di compattezza a livello federale. Allora chiedo a Salvini di parlare anche con gli altri candidati e arrivare da questo punto di vista a trovare quella compattezza necessaria per poter ripartire tutti assieme, parlandoci chiaramente sull'uso in faccia, a quattro occhi tutti quanti, e ripartire da zero. Perché signori, io ai temi della Lega ci credo, perché la questione settentrionale è ancora presente. Dobbiamo ricrederci tutti, perché abbiamo la possibilità, nonostante quello che è successo in passato, di ripartire in maniera forte e decisa. Però dobbiamo essere compatti e un po' tutti fare un passettino indietro se serve. Grazie e buona serata a tutti.